Un'operazione chirurgica di per sé banale ma dalle conseguenze terribili. Una donna ha riportato 70 punti di invalidità e ha completamente perso la capacità lavorativa a causa di un episodio di mala sanità che dopo una battaglia durata 7 anni e mezzo è stato ora pesantemente sanzionato dalla giustizia. Teatro della vicenda l'ospedale di Vittorio Veneto, dove nel gennaio del 2002 una 42enne si sottopone nell'unità operativa di chirurgia a un intervento di asportazione di alcune varici a una gamba e di un'ernia ombelicale. In sala operatoria tutto procede per il meglio, ma come accerterà la perizia medico-legale disposta dal Tribunale di Conegliano, i sanitari si rendono responsabili di una colpa grave. La degente non viene sottoposta, come dovrebbe invece essere prassi, alla profilassi antitromboembolica. All'indomani del ritorno a casa la signora si sente male. Dapprima la paziente viene accompagnata al pronto soccorso di Costa, poi con l'accertamento di un'ischemia viene trasferita d'urgenza alla neurologia di Castelfranco. La diagnosi è impietosa, embolia polmonare, gli effetti sono tremendi. Una vita familiare che è stata sconvolta da una situazione di infermità e di impossibilità di vivere anche gli affetti in modo definitivo, che è veramente sconvolgente. Dopo la diffida del legale, l'ULSS 7 nega ogni responsabilità. A quel punto scatta una lunga causa civile terminata in questi giorni con l'ordinanza anticipatoria di condanna del giudice Deli Luca. Senza dover aspettare la sentenza, il dispositivo impone già ora all'azienda sanitaria il risarcimento di 600.000 euro per i danni biologici, morali ed esistenziali inferti alla donna come pure a suo marito e ai loro 2 figli, ma resta l'amarezza. Il modo di difendersi francamente ha lasciato tutti di stucco, lo stesso giudice l'ha un po' sottolineato nel suo provvedimento. Di positivo c'è che è stato riconosciuto il danno morale e il danno esistenziale anche in capo ai familiari della vittima dell'errore. Questa è un'importante vittoria.